provato tante volte a suicidarmi, ma non ce l'ho fatta, meglio un figlio morto che uno come me. All'indomani della prima udienza ecco la lettera che Turetta scrisse ai genitori dal carcere tedesco. È stata disposta per domani l'autopsia sul corpo del 26enne ucciso in Corso del Popolo. Il moldavo in carcere si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sabato pomeriggio un corteo per la sicurezza a Mestre. Forti piogge notturne hanno causato allagamenti e innalzato rapidamente i livelli dei fiumi nel Miranese. Più di un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco. Non ce l'ha fatta Carlo Di Ral, l'ex fabbro 71enne di Musile di Piave, investito da un camion il giugno scorso mentre correva in bicicletta. Murazzi di Sottomarina sfregiati durante una posa di cavi, furioso il sindaco Armelao che vuole sia fatta chiarezza, ma secondo il Dem Montanariello i lavori andavano supervisionati proprio dal comune. Spettacolare arrivo di una risonanza mobile di 41 tonnellate all'ospedale civile di Venezia, troppo grande per passare attraverso il vano merci. È Vermiglio di Maura Del Pero, il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar come miglior film internazionale. Meno di un mese fa aveva conquistato il Leone d'Argento a Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi daremo conto anche del maltempo. Proprio al maltempo è dedicato il sondaggio di Ringa, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna questa sera puntuale alle 21 su Antenna 3. Maltempo, assicurazione obbligatoria per le imprese, giusto, è uno dei temi della politica quanto mai attuale. Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. L'esito questa sera a Ringa a partire dalle 21 con Avarino. Ieri vi abbiamo raccontato l'apertura del processo a Filippo Turetta in Corte d'Assise a Venezia. Questa sera siamo in grado di mostrarvi la lettera che Filippo Turetta scrisse ai genitori dal carcere in Germania. Ilaria Marchiori. Adesso sono nel carcere di Halle. Mi sono fatto arrestare l'altra sera, non riuscivo più a suicidarmi e dopo giorni ho deciso di costituirmi. Inizia così la lettera, già pubblicata a stralci nei mesi scorsi, che Filippo Turetta ha scritto ai suoi genitori Nicola ed Elisabetta a 2 giorni dall'arresto in Germania, una settimana dopo aver ucciso Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia continua raccontando passo dopo passo in maniera precisa ciò che è accaduto dal momento dell'arresto. Le foto segnaletiche, le impronte, i vestiti nelle buste di plastica fino alla notte in una che, si legge, penso essere una stanza di isolamento. Poi i campioni di DNA e l'incontro con l'interprete che definisce molto cordiale. Ma una volta raccontati i tecnicismi, Turetta si lascia andare e mette nero su bianco le sue paure e i rimorsi. Finora qui in Germania sono stati tutti molto professionali e bravi, nessuno mi ha picchiato o torturato, ho un po' di paura a tornare in Italia anche per questo, ho generato tanto odio e rabbia, mi merito tutto questo dopo quello che ho fatto, non sono neanche riuscito a uccidermi, vivrò la mia intera vita in carcere adesso e in tutto questo soprattutto ho perso la persona più importante della mia vita che è tutto per me e a cui da 2 anni penso ininterrottamente ogni giorno, la persona più bella e speciale io potessi mai incontrare in tutta la mia vita e tutto questo per colpa mia. Poi Turetta scrive ancora: mi merito tutto questo, io non sono cattivo, lo giuro, e so che nonostante adesso sia difficile, voi possiate credermi e lo avete sempre visto con i vostri occhi. Ogni momento penso che vorrei tornare indietro, non esiste perdono o qualcosa del genere per questo e io non lo voglio, non lo merito. Ho rovinato la vita a tante persone, troppe, senza averci pensato prima. Spero che nessuno vi giudichi negativamente. Capirei e accetterei se d'ora in poi voi vogliate dimenticarmi e rinegarmi come figlio. Vi ho già causato troppo dolore e sarebbe probabilmente la scelta migliore per il proseguo della vostra vita. Penso che probabilmente sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me. Ve lo giuro, se solo avessi qui con me un pulsante di suicidio istantaneo non avrei esitato oltre un nanosecondo a premerlo. In più punti il 22enne evidenzia come abbia tentato il suicidio senza però riuscirci.
Tutti questi giorni che sono scomparso non volevo fuggire, desideravo solamente riuscire ad uccidermi. Sono un codardo e un debole e purtroppo non ce l'ho fatta. Ho provato a soffocarmi con un sacchetto di plastica. Volevo fare un incidente mortale. Il metodo che mi sembrava essere il migliore era accoltellarmi in qualche modo. Invidio molto quelle persone perché hanno avuto un grande coraggio a fare un gesto simile, a differenza mia. Sono stato la maggior parte delle ore, gli ultimi giorni, seduto in macchina, puntandomi il coltello alla gola o al torace, aspettando di riuscire a sferrare i colpi. Vorrei solo sparire in un buco nero facendomi ingorgitare dall'oscurità. Non voglio vedere o parlare con nessuno dopo quello che ho fatto e spero sia così, anche se so che dovrò affrontare un processo. Mi farei anche dare tutti gli anni possibili piuttosto di andarci, ma purtroppo so che non si può. Alla prima udienza, infatti, Filippo Turetta non c'era. Comparirà davanti alla Corte d'Assise il prossimo 25 ottobre e con tutta probabilità il 3 dicembre conoscerà la sua condanna. È stata disposta per domani l'autopsia sul corpo del 26enne ucciso in Corso del Popolo mentre difendeva una donna da un rapinatore. Il moldavo in carcere si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura di Venezia ha disposto per domani l'autopsia sul corpo di Giacomo Gobbato, il 26enne accoltellato e ucciso venerdì notte in Corso del Popolo a Mestre mentre assieme ad un amico tentava di sventare una rapina. Eseguita l'autopsia, arriverà il nulla osta ai funerali che la famiglia intende celebrare a Jesolo, loro paese d'origine. Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere il 38enne moldavo, fermato poco dopo l'accoltellamento mentre cercava di derubare una turista. Il sindaco Luigi Brugnaro ha incontrato i 3 albanesi che hanno fermato il moldavo, dedicando anche un pensiero alle vittime dell'aggressione. Certamente le nostre porte sono aperte, l'abbraccio di padre davvero, ma anche al ragazzo che è stato accoltellato, davvero a lui e a tutti i suoi amici, davvero lo dico con emozione, ma veramente mi dispiace tanto, cioè una roba, una vita 26 anni persa così, cioè non ci sono parole davvero, questo al di là di tutte le facciate, vogliamo dire. Dopo una prima manifestazione sul luogo dell'omicidio il pomeriggio seguente il dramma e la veglia di preghiera organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore, sabato pomeriggio il centro sociale Rivolta di Marghera, di cui Gobbato era attivista, ha annunciato una manifestazione per le vie di Mestre. Sebastiano Bergamaschi, il 25enne intervenuto con Giacomo quella notte, si sta riprendendo dalle ferite subite. Ha detto che inseguirebbe quell'uomo altre 1000 volte perché per lui e Giacomo non era possibile girare la testa dall'altra parte. A Mestre c'è un contesto di degrado che si è tradotto in una guerra tra poveri, ha spiegato, un fenomeno sociale che non si risolve militarizzando la città. Se la proposta è pensare che questo tipo di delinquenti venga convinta da un assistente sociale, vi state sbagliando. Posso dirlo, sono libero di dire che siete liberi di dire che pensate così, però state sbagliando e la realtà vi sta dimostrando il contrario, perché noi li abbiamo gli assistenti su strada, ci sono, abbiamo messo telecamere dappertutto e continueremo a metterne, abbiamo aumentato il potere delle luci, l'abbiamo messo, abbiamo rafforzato i vigili urbani, abbiamo fatto centrali. Continuiamo a lavorare giorno e notte, tant'è che tutti ce lo riconoscono che la polizia locale c'è dappertutto. Io non sono quello che dice è colpa di questo, è colpa di quello, è colpa di tutti, è responsabilità di tutti noi, di tutti quanti. Ognuno avrà la sua, ognuno si faccia il suo esame di coscienza. Certamente così le cose devono cambiare. Questo è il servizio di Filippo Fois. Con Nicola Marcato facciamo invece il punto del maltempo che si è abbattuto nel veneziano, soprattutto nell'area del Miranese. Qua io vado dai carabinieri domattina subito, sono stufo. Così la seconda volta in meno di 6 mesi, basta. Un disastro perché scendeva come una cascata praticamente, la strada era tutta completamente allagata. Via Pertini? Via Pertini, ma non solo via Pertini, tutta la zona qui, penso anche via Cesare Battisti, e so che via Porara era completamente allagata. Più di un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco per le forti precipitazioni che si sono verificate durante la notte nel veneziano. Pompieri assieme alle squadre della protezione civile hanno operato nelle aree di Mirano, Salzano e Martellago. Fino all'alba i soccorsi sono stati impegnati nelle operazioni di prosciugamento di garage e piani interrati. Particolarmente colpita la zona nord-ovest di Mirano, nell'area compresa tra via Pertini fino a piazza Aldomoro. Tanti danni? Abbiamo buttato via quasi tutto quello che c'era nei garage, alcune macchine erano dentro, la maggior parte siamo riusciti a portarle fuori e non so dirle quelle che erano dentro o cosa è successo. In giro di poco tempo ha sommerso tutti i garage? Tutti, sì, tutti. Un quarto d'ora tutto a posto.
Sarà mezzo metro d'acqua qui. Abbiamo misurato a 60 centimetri. Sperate di essere risarciti in qualche modo? Si spera, certo. Ci stavamo giusto chiedendo adesso come poter procedere. Il Comune di Mirano ha comunicato che la situazione è tornata alla normalità verso l'alba. In meno di un'ora tutti i corsi d'acqua hanno raggiunto i livelli di guardia, generando un allarme che sta progressivamente rientrando. Abbiamo avuto circa una quindicina di segnalazioni, di richieste di intervento ai vigili del fuoco. Siamo riusciti a coordinarci molto bene con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Abbiamo ricevuto il supporto della Protezione Civile di Santa Maria di Sala e anche di Scorzè, che ringrazio di cuore. Nelle prossime ore si farà il punto della situazione per verificare il livello del fiume Musona. Anche in questo caso l'allarme è rientrato. Pompieri e Protezione Civile hanno eseguito interventi anche a Martellago, dove si è allagato un sottopasso in via Cavino, e a Spinea, dove è sempre dovuto al maltempo, un furgone si è rovesciato in autostrada a causa dell'acqua accumulata sulla careggiata. Maltempo, ci sono anche le parole di Luca Zaia. Per quanto riguarda le assicurazioni, io sono stato il primo promotore e il primo a parlarne in tempi non sospetti già dal 2010. Allora, la polizza catastrofale in alcuni paesi viene affrontata. Io direi che si potrebbe trovare una soluzione, non entro nel dibattito governativo, però dico quello che ho sempre sostenuto. Da ministro io ho portato avanti il fondo di solidarietà, cioè un contributo sul premio dell'assicurazione, quindi sulla spesa che il cittadino deve fare, facendo passare un principio: l'assicurabile non è indennizzabile, come accade in agricoltura. Ti do una mano per assicurare il tuo vigneto contro la grandine, ma se non ti assicuri il danno è solo tuo e non è più della comunità. Questo potrebbe essere una base di partenza, quindi l'assicurabile non è indennizzabile. La cronaca non ce l'ha fatta Carlo Di Ralla, l'ex fabbro 71enne di Musile di Piave, che lo scorso 13 giugno era stato investito da un camion guidato da un 47enne di Vico d'Arzere mentre correva in bicicletta. È morto a 3 mesi di distanza all'ospedale di comunità di Jesolo. Ora il procedimento penale in capo al conducente del tir è diventato per il reato di omicidio stradale e con ogni probabilità il PM disporrà l'esame autoptico per confermare che il decesso sia stato dovuto alle conseguenze dell'incidente. I murazzi di Sottomarina, cambiamo decisamente argomento, sfregiati durante una posa di cavi. Furioso il sindaco Armelao. Non è uno scherzo, sono gli operai ripresi da alcuni residenti mentre perforano i murazzi di Sottomarina per posizionare dei cavi, evidentemente ignari che si tratti di un bene storico. Gli operai hanno distrutto questa parte del murazzo con un martello pneumatico per posare questi cavi. L'area ora è stata posta sotto sequestro. Questo dopo che i residenti l'hanno segnalato ad alcuni consiglieri regionali, in primis Montanariello, che immediatamente ha chiamato i carabinieri, giunti sul posto con la polizia locale e la sovrintendente. Furioso il sindaco Armelao. Ci vuole rispetto per la nostra città. Questi lavori è vero che sono stati autorizzati dai tecnici, dagli uffici comunali dei lavori pubblici, però quando viene rilasciata un'autorizzazione, in questo caso ad Enel Distribuzione, ci sono delle disposizioni chiarissime. La prima disposizione era quella che non dovevano non toccare, sfiorare i murazzi. Mi hanno fatto arrabbiare perché poi i cittadini se la prendono con il comune, ma il comune in tantissimi cantieri che riguardano la nostra città non c'entra, o meglio non è il commissionario, il committente di questi lavori. Ma secondo il consigliere Montanariello, vista la delicatezza della zona, i lavori andavano supervisionati. Su quel cantiere non c'era né il responsabile della ditta, né il responsabile dei lavori né il responsabile del cantiere, tant'è che tutto verrà scaricato su quei poveri operai che sono andati lì e si trovano tutti denunciati adesso, in mancanza di un responsabile. Allora, se il comune autorizza l'intervento su uno dei manufatti più antichi, belli e preziosi della città, ci vuole uno scienziato per dire che devi mandare qualcuno? I murazzi realizzati in pietra d'Istria furono commissionati dalla Serenissima nel Settecento per proteggere le abitazioni dalle mareggiate. Un'opera mastodontica, oggi protetta dalla sovrintendenza, sulle cui responsabilità va fatta luce e soprattutto su come questo lavoro dovesse essere eseguito.
E c'è una nota di e-distribuzione che si dice dispiaciuta per quanto avvenuto e evidenzia di aver avviato fin da subito ogni approfondimento sull'accaduto anche nell'ottica di un trasparente confronto con gli enti competenti. Nell'obiettivo sempre perseguito del rispetto e della tutela del territorio, l'azienda si sta inoltre attivando per concordare con gli enti medesimi le procedure e gli interventi che si renderanno necessari per il ripristino del sito. Questa quindi la presa di posizione di e-distribuzione. 24 ore di sciopero da mezzanotte a mezzanotte di questo martedì all'aeroporto Marco Polo di Venezia, supportati dal sindacato FLAI che rappresenta i lavoratori del comparto, i dipendenti di GH Venezia SPA, la società detta all'assistenza a terra ad aerei e passeggeri, chiedono all'azienda sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della salute e miglioramento delle condizioni che incidono sul benessere fisico, economico e psicologico dei lavoratori. L'adesione è stata molto alta con diverse decine di voli cancellati. Nuovo stop per la nave di Mediterranea Seven Humans che è stata bloccata nel porto di Trapani. Lorenzo Maier. Ancora un fermo amministrativo colpisce la nave Mare Ionio della ONG Mediterranea Seven Humans, impegnata nel soccorrere i migranti nel mare Mediterraneo centrale, in sinergia anche con l'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. La nave è tornata in mare da fine agosto. La missione ha due leader veneti molto conosciuti, l'armatore, il mestrino Luca Casarini, e il veneziano Beppe Caccia che ne è portavoce e capo missione. La nave si trova ora ormeggiata al porto di Trapani e non può ripartire. Dopo un'ispezione della locale capitaneria di porto, una visita programmata alla quale si sarebbero aggiunti, secondo quanto riferito dallo stesso Casarini, ulteriori controlli, questi non previsti, da personale inviato appositamente dal Comando Generale di Roma. Questi controlli incrociati hanno notato che i presidi della nave Mare Ionio di soccorso non avrebbero tutte le certificazioni previste e necessarie, per cui la nave, per riprendere a navigare, dovrebbe prima lasciare a terra gommoni, salvagenti e tutti i presidi di soccorso, contravvenendo quindi al cuore della sua missione. Mediterraneo non ci sta e ha già fatto sapere che si opporrà in tutte le sedi legali opportune a questo provvedimento. Intanto è stato denunciato da Mediterraneo Seven Humans al Tribunale internazionale il nostro ministro del governo italiano all'interno Matteo Piantedosi per gli accordi che egli avrebbe stretto con la Libia. Questa settimana sono stati diffusi i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che per questo 2024 parlano già di almeno oltre 1000 persone vittime dell'assenza di soccorso nel nostro mare. Almeno 13.000 persone che sono state catturate e deportate in Libia e molte di esse, come sappiamo, finiscono nei lager libici. Ritorniamo a Venezia ora per un'operazione davvero straordinaria. Nella notte, sotto una pioggia battente, 41 tonnellate di risonanza magnetica hanno sorvolato l'ospedale civile di Venezia. Partita dal canale Brentelle di Marghera, la risonanza mobile è stata sollevata da un autogru di 500 tonnellate, alloggiata sopra un pontone modulare di 4-5 metri quadri, atterrando dentro alle cinta dell'ospedale attraverso una delicata manovra durata circa un'ora. La risonanza mobile, che non sarebbe potuta passare neppure per l'ampio varco merci, è stata poi lentamente trasferita davanti al padiglione Gaggia. Munita di ambulatorio, la sofisticata apparecchiatura diagnostica che si trova all'interno di un tir è stata presa in affitto dall'Ulstra Serenissima per i prossimi 2 mesi per assicurare l'erogazione quotidiana delle risonanze ai pazienti veneziani, nel periodo in cui avverrà la delicata operazione di dismissione della vecchia risonanza e l'arrivo il collaudo della nuova. L'organizzazione del trasporto e del sollevamento è costata 130.000 euro, lo stesso importo verrà speso per il ritorno, mentre quella del noleggio 280.000. Vermiglio di Maura Del Pero è il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 18 titoli, tra cui il favorito partenope di Paolo Sorrentino nella riunione che si è svolta oggi presso l'Anica del comitato di selezione. Vermiglio, lo ricordiamo, ha vinto il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.